Lo so, i bambini. L'organizzazione non va bene, vota, capito? Ti ho detto io che eravamo solo 6. Al Signore le nostre suppliche affinché per l'intercessione di Sant'Antonio effonda su di noi la sua misericordia. Ripetiamo nel canto. Sant'Antonio, intercedi per noi. Sant'Antonio, che hai avuto da Dio il potere di risuscitare i morti, risveglia la nostra anima dalla tiepidezza e ottienici una vita fervorosa e santa. Sant'Antonio, intercedi per noi. O sapiente Sant'Antonio, che con la tua dottrina sei stato luce per la Santa Chiesa e per il mondo intero, illumina le nostre anime, aprendole alla verità divina. Sant'Antonio, intercedi per noi. O pietoso Sant'Antonio, sempre pronto a soccorrere i tuoi devoti, soccorri anche le nostre anime nelle necessità che le appesantiscono. Sant'Antonio, intercedi per noi. O generoso Santo, che accogliendo la divina ispirazione hai consacrato la tua vita al servizio di Dio, fa che ascoltiamo con docilità la voce del Signore. Sant'Antonio, intercedi per noi. O Sant'Antonio, vero giglio di purezza, non permetti
fa che viviamo nell'innocenza della vita. O caro Sant'Antonio, per la cui intercessione tanti infermi ritrovano la salute, aiuta le nostre anime a guarire dalla colpa e dalle inclinazioni cattive. O Sant'Antonio, che ti sei prodigato per salvare i fratelli, guidaci nel mare della vita e donaci il tuo aiuto perché possiamo giungere al porto della salvezza eterna. O compassionevole Sant'Antonio, che durante la vita hai liberato tanti condannati, ottieni per noi la grazia di essere sciolti dal legame del male e del peccato. O Santo Taumaturgo, che hai avuto il dono di ricongiungere ai corpi le membra recise, prega perché siano riuniti alla Chiesa i cristiani che se ne sono staccati a causa del vizio e dell'incredulità. O soccorritore dei poveri, che aiuti a ritrovare le cose smarrite, fa che non perdiamo mai con il peccato l'amicizia di Dio, ma che la conserviamo fedelmente per tutta la vita. O carissimo Santo, che ascolti tutti quelli che ricorrono a te, accogli anche le nostre preghiere e presentale a Dio perché nella sua misericordia ci ascolti. O Sant'Antonio, che sei stato apostolo instancabile della parola di Dio, fa che anche noi possiamo dare testimonianza della nostra fede con la parola e con l'esempio. O amatissimo Sant'Antonio, che a Padova hai avuto la tua tomba benedetta, guarda alle nostre necessità materiali e spirituali e parli a Dio per noi la tua lingua benedetta, affinché noi possiamo essere consolati ed esauditi. E ora ci poniamo in ascolto del canto Siqueris Miracula, la più antica preghiera liturgica a Sant'Antonio.
Poco fa, durante la liturgia della parola, abbiamo ascoltato questa raccomandazione: in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. È l'invito che il Signore rivolge anche oggi a tutti noi cristiani, perché ci stia a cuore prima di tutto annunciare e vivere la pace in qualunque casa entriamo. Con quale stile sia possibile vivere questo valore evangelico ce lo indica lo stesso Sant'Antonio, che ha saputo coniugare bene la vita del convento con il vivere tra la gente per testimoniare un volto nuovo di Chiesa e di vita cristiana. Sant'Antonio è entrato in ogni casa del suo tempo, del ricco come del povero, nella sala comunale come nel palazzo dei potenti, presentando prima di tutto non un volto di una Chiesa ricca, quanto di una comunità cristiana alla ricerca di uno stile di vita sobrio, sull'esempio di San Francesco d'Assisi, per rispetto a chi è povero davvero. In secondo luogo, il nostro caro Santo, anche qui in Padova, ha testimoniato non una Chiesa potente e autoritaria, quanto una comunità cristiana capace di abbassarsi con umiltà al livello della gente comune e aperta al dialogo con chiunque, compreso l'eretico o il miscredente. Ha così testimoniato che sono autentici discepoli del Signore coloro che si mettono in ascolto delle persone e dei loro problemi e coloro che aiutano a trovare un senso a quanto succede nella vita di tutti i giorni. Vivendo questi atteggiamenti, Sant'Antonio si è fatto strumento di pace, perché più che alle cose da fare ha puntato sulla qualità e profondità della relazione con le persone. Spetta ora a noi frati, in primo luogo, a tutti voi amici del Santo e a quanti sta a cuore il bene comune, raccogliere questa eredità antoniana e testimoniare che è possibile pure oggi uscire dalle nostre sicurezze per andare verso la gente, ascoltare con attenzione le gioie e le fatiche del vivere quotidiano, per annunciare quella parola del Signore che genera pace e riconciliazione, per portare il pane al povero, suscitando fiducia e speranza, perché tale gesto allarga non solo i cordoni della borsa, quanto la tenda del cuore. Credo che avvertiamo tutti la necessità di vivere relazioni più che prestazioni, di essere attenti alle persone oltre che alle strutture, di valorizzare gli affetti oltre che le attività. E quanto emerge anche dalle testimonianze di chi in Emilia-Romagna sta affrontando i disagi del terremoto. L'esperienza di quanto sia fragile l'esistenza umana è avvolta da espressione di bontà reciproca, di comprensione vicendevole, di solidarietà e di aiuto concreto da parte di tante persone, anche non credenti nel Dio di Gesù Cristo. E questo, come dicevo poco fa nell'omelia, fa ben sperare nella costruzione di una società civile in cui al centro ci sia la persona e la sua crescita umana e religiosa. Per tutto questo e per quanto ognuno di noi in questo momento si porta nel cuore, vogliamo invocare il sostegno e la benedizione del Signore per intercessione di Sant'Antonio. Mi permetto anch'io di concludere ringraziando tutti quanti hanno lavorato per il buon esito di questa festa, che non è solamente la messa e la processione, ma è accoglienza di pellegrini che da parecchi giorni approdano qui in Basilica, in modo particolare in questa giornata.
così, di condivisione. Ecco, a loro va il nostro saluto più cordiale, benvenuto. E che cosa volete che vi dica? Piove peggio di prima, ecco, quindi adesso riceviamo la benedizione con la reliquia di Sant'Antonio e con le note dell'Alleluia di Ethel torniamo a casa se si può. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa per sua intercessione possiamo seguire gli insegnamenti del Vangelo e sperimentare nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, come dicevo poco fa, Padre Enzo, il rettore della Basilica, vogliamo invocare attraverso l'intercessione di Sant'Antonio la benedizione di Dio su di noi, sulle nostre famiglie, sul nostro lavoro, sugli ammalati, sui sofferenti. Dio onnipotente ed eterno, che hai costituito Sant'Antonio apostolo della sua parola e della sua misericordia, e fonda su di voi la sua benedizione. Nel cammino di questa vita Dio vi liberi da ogni male, vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, ferventi nella carità. Dio ascolti ora e sempre per intercessione di Sant'Antonio le vostre preghiere, disponga i vostri giorni nella sua pace e vi conduca alla felicità eterna. Per intercessione di Sant'Antonio su voi tutti e sui vostri cari, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Testimoniate del Signore con la vostra vita, andate in pace.